Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Ti esalto, Dio mio Re, che troviamo il numero 8. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. La Chiesa oggi ci invita a fare memoria di due grandi apostoli, figli di San Paolo, Santi Timoteo e Tito, vescovi fatti da Paolo, guide della Chiesa, nei primi tempi della Chiesa. Hanno saputo testimoniare, annunciare il Vangelo con fervore, con passione, con amore. Chiediamo la loro intercessione perché metta anche in noi, in questa Chiesa, ecco, questo fervore, questo entusiasmo, questa gioia di annunciare. Chiediamo perdono per tutte le nostre paure e resistenze. Chiediamo la conversione del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai reso partecipi del carisma degli Apostoli i santi Timoteo e Tito, per la loro comune intercessione concedi a noi di vivere con giustizia e pietà in questo mondo per giungere alla patria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele
a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: è Betsabea, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Ittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'Ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui, perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l'Ittita. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte altre parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Abbiamo iniziato questo incontro con il Signore mettendoci in ascolto della Sua parola, ma questa mattina la parola del Signore, soprattutto nella prima lettura, è una parola che mette in crisi, come sempre, ma è una parola molto forte, perché la parola del Signore questa mattina ci ha raccontato una storia di fallimento, una storia di infedeltà, una storia di peccato. E colpisce, dopo aver ascoltato questa storia di un grande re innamorato di Dio, che faceva festa, che danzava davanti all'arca, che aveva combattuto il gigante Golia con una fede incredibile, e cade così miseramente come tutti. Io un peccato che ha consumato con intelligenza, che voleva nascondere, che voleva che non si venisse a sapere, così con una infedeltà, con una durezza di cuore che ti fa star male. Com'è possibile che il santo re Davide sia caduto così in basso? Eppure la prima lettura è terminata sempre con questa proclamazione: parola di Dio. Ma come? Anche la storia dei nostri peccati fa parte della parola di Dio. Ecco, vedete, la parola del Signore ci rivela una realtà molto molto concreta, molto vera, che noi siamo sempre poveri, peccatori, che pensiamo che siano sempre gli altri a sbagliare, che siano sempre gli altri a peccare, ma dobbiamo prendere coscienza che siamo tutti bisognosi della conversione. Siamo fragili, si cade a terra. E la parola del Signore ci dice una cosa importantissima. Guardate, proprio questo seme che il Signore mette nel nostro cuore, la certezza che possiamo contare sempre su un Dio che ci tira su, di un Dio che non ci lascia a terra, di un Dio che ci dà la mano. Ed è stata questa convinzione che ha guidato San Leopoldo nell'essere così tenero, compassionevole,
con tutti coloro che andavano a confessarsi da San Leopoldo. E aveva quello sguardo che aiutava a rialzarsi, a non scoraggiarsi. Da una parte c'è l'infedeltà nostra, i nostri tradimenti, i nostri peccati, dall'altra c'è la fedeltà di Dio, l'alleanza. Dio che nonostante tutto riesce a fare una storia bella, anche con le nostre miserie. Ma Dio si diverte a volte a confondere la sapienza umana proprio attraverso anche la debolezza, attraverso anche le nostre cadute, la nostra umanità ferita. Ecco, il Signore riesce a fare cose grandi. C'è un bellissimo prefazio nella liturgia ambrosiana che dice: ti sei chinato sulle nostre ferite, Signore, e ci hai guarito, donandoci una medicina più forte delle nostre piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa. Così anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divina. È stupendo questo. Un Dio che ci tende la mano e nonostante le nostre cadute ci dice: hai il coraggio, pensate, di dire a noi che siamo tante volte così deludenti nei suoi confronti, che siamo così fragili. Ecco, il Signore ha il coraggio di puntare ancora su di noi e di dire: ricomincia, convertiti. Io ho il potere, ecco, di salvarti. E Sant'Ambrogio ha fatto una preghiera bellissima su questo Dio che salva e perdona. Il Signore Dio nostro creò il cielo e non leggo che si sia riposato. Creò la terra e non leggo che si sia riposato. Creò il sole, la luna, le stelle e non leggo nemmeno allora che si sia riposato. Ma leggo che ha creato l'uomo e che a questo punto si sia riposato, avendo un essere a cui rimettere i peccati. Che il Signore ci doni veramente questa fede, questa consapevolezza delle nostre fragilità, dei nostri peccati. Cadiamo tutti, posso cadere anch'io, anzi cado spesso, non voglio giudicare. Signore, vieni a salvarmi. Ecco, che in noi ci sia sempre questa apertura, disponibilità nel lasciarci salvare da Lui.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo nella festa di Santi Timoteo e Tito, rendici a te graditi per la sincerità del cuore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinti dal soffio dello Spirito, i santi pastori Timoteo e Tito hanno portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa,
diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio, Franco, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E preghiamo sempre non perché gli altri si convertano, magari anche sì, ma soprattutto perché ci convertiamo noi, davvero, e facciamo esperienza della bontà del Signore, del suo perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola, e io sarò salvato. Padre, Cristo, e la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Laudato
Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, alimentino in noi quella fede che la predicazione apostolica ha trasmesso e l'amorosa dedizione dei santi Timoteo e Tito ha custodito. Per Cristo nostro Signore. Una bella notizia. In paradiso non ci sono i santi, ma in paradiso ci sono tutti quelli che sono stati perdonati da Dio. Quindi confidiamo in questo perdono, in questo abbraccio di Dio che ci recupera e ci rialza per ricominciare sempre. Dicono che il paradiso sia pieno di peccatori pentiti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Nome dolcissimo 160.